Il mercato mondiale sta producendo un surplus di materia prima, a fronte però di un consumo in aumento, più forse della produzione di materia prima nel mondo. Quello che diventa difficile è gestire gli alti e bassi, la volatilità del mercato, e qui veramente l'abilità dell'imprenditore, che deve essere capace comunque di valutare i singoli momenti. L'approvvigionamento sulla materia prima diventa fondamentale fare programmazione, capire quando è il momento di fare nuove acquisizioni. Io parlo da produttore di mozzarella, di nuove acquisizioni di produttori di latte, e quando è il momento di tirare un po' il freno. Spesso l'imprenditore però è da solo, forse non ci sono ancora gli strumenti necessari, forse sono, diciamo così, hanno poche potenzialità, o che cosa? Fondamentalmente nessuno ha la sfera di cristallo, quindi i mercati si possono prevedere, però comunque quello che poi accade spesso è lontano anche dalle migliori previsioni e anche da chi ha gli strumenti più efficaci e dati sotto mano. Da oggi qualche suggerimento è arrivato? Ma sono arrivati tanti spunti interessanti sull'andamento dei flussi, delle importazioni, dell'esportazione. Ripeto, diventa difficile comunque valutarli e trarne le conclusioni.